Marostica e Rossano Veneto, i due comuni del Bassanese che andranno al voto domenica 10 giugno. Nella città murata la sfida conta più contendenti. Si arriva da un commissariamento, una giunta in frantumi e lotte fratricide che hanno portato al siluramento politico di Marica Dalla Valle. E proprio Marica Dalla Valle tenta il bis. Contro di lei un ex assessore, Maria Teresa Costa, sostenuta dall'ex primo cittadino Gianni Scettro. E fin qui sono gli ex. Nuovo di zecca il candidato della Lega che corre in solitaria, il giovane Matteo Mozzo. Nuovo anche il movimento civico che sostiene Giorgio Santini, ex senatore, impegnato in prima linea nella battaglia dopo il crack delle popolari. Torna nella sua Marostica tentando di arrivare alla poltrona da primo cittadino. A Rossano la sfida sarà tra Morena Martini, sindaco uscente che si ripropone con le civiche. Contro di lei Paola Ganassin, che della Martini è stato assessore e che corre con il simbolo della Lega. Gilberto Trevisan è il terzo contendente, anche lui ex sindaco, ci riprova per centrare quello che sarebbe il suo terzo mandato, naturalmente non consecutivo. Sull'altopiano di Asiago si rinnova la sola amministrazione comunale di Enego. In lizza ci sono Davide Allegri e Ivo Boscardin.